Oggi le Marche, dove difficilmente si ricordano eventi di questo tipo con gli oltre 400 mm d'acqua caduti in poche ore, ma la memoria non può non andare al 2011 nelle Cinque Terre in Val di Vara con i suoi 542 mm di pioggia, i 10 morti e i 3 dispersi, e poi Genova, il Tigullio nel 2014, la mareggiata del 2018 e la tempesta Vaia. Ogni volta alluvioni ed esondazioni, frane e allagamenti mettono davanti a scenari tragici e drammatici sui quali ci si interroga ma che poi difficilmente si traducono in azioni concrete affinché episodi simili non si ripetano più. Difficile contenere ed evitare che precipitazioni così abbondanti, concentrate nel tempo in uno spazio ristretto, non producano crolli, allagamenti e inondazioni. Impossibile. Le strade da seguire però ci sono e sono alla portata di tutti. Bisogna mettere in condizione il contesto ambientale di reagire nel modo migliore in queste situazioni di stress, pulizia dei versanti e dei corsi d'acqua, e soprattutto essere preparati e sapere cosa fare e non fare in questi frangenti. Le parole chiave in questo caso sono prevenzione ed educazione alla sicurezza. Non si può più far finta di niente perché questi fenomeni statisticamente sono sempre più frequenti. Per ragionare su clima è sempre molto importante ragionare su più anni, ok? Però da quello che ci sembra, da quello che osserviamo, la realtà sembra peggiore del peggior scenario climatico. Quindi se devo iscrivermi a un certo club, in questo momento mi iscriverei sicuramente a quello per cui quelli che dicono sarà un disastro. Soprattutto sarà un disastro se noi non cominciamo seriamente a preoccuparcene, cioè nel senso etimologico della parola, occuparcene prima.